Gentili amiche e cari amici, buongiorno da Andrea e da Domenica Che Barba, il 2 di maggio. Oggi la delusione è stata profonda perché io non mi ricordavo che, come sempre, il giorno dopo le feste, figuriamoci, la festa dei lavoratori, i giornali non escono. Ho tardato perché sono sceso in edicola, quella nel condominio murata dentro la casa, era chiusa, quella alla fermata dei pullman di Piazza Indipendenza, uguale. Quindi bagniamo e leggiamo l'antiquariato, che sono un po' le cose di ieri. Questa mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh parmigiano, portami via, perché qua si parla solo di cose da mangiare, io non voglio irridere la resistenza, no? Io sono un azionista, sono un amico di Parri, sono un liberale, quindi anche bisogna andare avanti, quindi non deridiamo nessuno. Oggi è il proraso, come sempre, e qua dall'armadio chiuso vengono fuori un sacco di vecchi ricordi. Qualcuno potrà citare Giuseppe Di Vittorio, unico sindacalista serio, in contrapposizione a nonna Belarda, Maurizio Landini, con questa cravatta rossa e la giacca nuova, perché si è rimpannucciato da quando è diventato segretario generale della CGIL, ecco, erano tutti assembrati. E ho capito, il contagio non c'è durante i raduni dei sindacalisti della Trimurti, no, non ci sono contagi. Molto bene, allora andiamo avanti. Fuori dal centro Amazon di Passo Corese, in provincia di Rieti, che voi sapete uno degli ultimi impianti di Amazon costruiti nell'Italia centrale, c'era la manifestazione che è stata ripresa chiaramente dalla televisione di Stato, che quando c'è il 1° maggio si inserisce ovunque. Qua non a caso parleremo del 1° maggio di Fedez oggi, ma andiamo avanti. Queste sono estrazioni dalla stampa prese da internet, come vedete, piccole cose. Abbiamo un domani, lavoratori di tutto il mondo, connettetevi. Non lo leggo, c'è solo uno zoomino, ve lo faccio vedere. Questa è la copertina di ieri, ovviamente, del domani, che non è uscito, però diciamo che Stefano Feltri, con un bel Apple iMac sullo sfondo, cerca sempre di dare un po' un senso di come si può dire, di tecnocrazia, ecco, no? Perché siamo governati dalla tecnocrazia. Quindi, insomma, l'altro meeting era per la, credo, Bombardieri, se non ricordo male, della Will, quello che si crede Churchill, che è un collo così, 42 cm di giro collo. Era l'Acciaierie di Terni, dove voi sapete, ThyssenKrupp, vecchi ricordi di stragi, ricordiamo i caduti della ThyssenKrupp a Torino, i 7 morti, i 7 lavoratori caduti, questo va ricordato. E andiamo avanti oggi salutando l'amico Vincenzo, che il giorno prima sempre mi chiede come sto, e io come sto bene Vincenzo, sono qua in acqua di vegetazione. Oggi la nostra rasatura verrà fatta con un montaggio, spero, meno deprimente degli ultimi due fatti, con questa shaving soap Dr. K che voi vedete qua, che trovate, e con cosa col tonarazzo, perché ho scoperto, caro Vincenzo, tu mi hai fatto vedere un bellissimo sintetico meraviglioso, Cesare Battista credo che sia, poi parlamene, pennello super lussuoso, ma che è sintetico. Io gli ultimi montaggi fatti col pennello Simog in maiale, che non è sintetico, ma è maiale, sono stato un disastro, quindi forse non è sintetico, il maiale che non va bene. Quindi noi, per onorare questa sorta di parallelismo con l'amico Vincenzo di Gentleman Style, andiamo a montare con il nostro Tonarini in puro tasso la nostra ciotolina, anzi usiamo la ciotolina per montare il Dr. K Lime. Se volete fare un fermo immagine mi presto, se poi volete mandarmi, non so, 10 euro così come contributo, io sai, tengo famiglia, no? E via. Quindi oggi la giornata è bella, era partita con un cielo azzurro, azzurro, azzurro meraviglioso, che non è il cielo delle Dolomiti, perché è bellissimo anche il cielo delle Dolomiti, il cielo dell'Italia, è bello il cielo del mondo quando esso è pulito, tolto a Macao, no? Dove vivono nella nebbia, creata dalle polveri sottili, ma il cielo delle coste è diverso dal cielo delle montagne. Io che sono profondamente interiore, no? E sono fondamentalmente un insicuro, ho bisogno delle spazi aperti, e qui andare in montagna a camminare mi annoio. Io andare a cercare i formaggi nelle malghe mi stufo, no? Non mi piacciono le ciaspole, non mi piace il mondo montano. Ho amici appassionati piemontesi che invece adorano questo tipo di ambienti, quindi sono venuto a vivere al mare, voi sapete. E purtroppo la notizia è che questo bagno, che sembrerebbe
Niente, oggi è per me una reggia, è un bagno piccolo, è un bagno 3 metri, 2,80 per 1,60, no, sì, 1,90, insomma, un bagno piccolino ma luminoso con la finestra. Abbiamo trovato la casa, ecco questo è il punto che un po' porta a depressione, mentre depressione non per aver trovato la casa di cui sono per fortuna contento, se no andavamo a vivere in pineta, mettevo una bella tenda canadese, appendevo lo specchio agli alberi e cominciava a radermi. Invece questa casa che si trova a 2 passi da qui però ha un bagno lungo e stretto, 5 metri per 1,30 sarà. Quando io sono davanti allo specchio dietro avrò 10 centimetri, devo fare attenzione ai gomiti se no sbatto. Ovviamente il termoarredo e la termoedicola hanno i giorni contati e quindi il 1° di agosto io non potrò più radermi con una finestra così ampia, con un termoarredo utile ad appendere con le mollette i miei articoli, no? I miei pensieri, le mie cose. Quindi avrò una finestra in fondo a questo lungo bagno stretto e un po' buio che sembrerà di essere sopra i vecchi treni locali come quelli dove è stato girato Caffè Express col grande Manfredi che prestava servizio dalla stazione di Napoli a Vallo della Lucania, no? Quindi questi treni, i cessi dei treni, insomma, lunghi e stretti. Va bene, comunque andiamo avanti perché la vita chiaramente può riservare anche delle altre sorprese. Io non so, a me sembra che non abbia pescato molto, quindi io andrei a bagnare ancora un pochino il saponcino, perché io ultimamente, come vi ho detto, ho performato malissimo nei montaggi, quindi chi mi dice di mettere più acqua, chi farlo meno a stucco, chi di non lesinare. Ora, il bello è che ho le mani completamente impastate di crema ed è meraviglioso, è tutto quello che io voglio quando la mattina della domenica sono in vostra compagnia e mi rado. Quindi diciamo che a breve dovremo avere concluso il montaggio e chiederò a Vincenzo quanto ci ha messo lui a fare sicuramente un montaggio migliore del mio e così facciamo delle sorte di comparazioni e accontentiamo coloro i quali mi guardano per la parte rasatoria. In effetti Domenica che Barba non può parlare solo di letture di politica, se no crea poi dei malumori all'interno del giro di amici che mi seguono con molto entusiasmo. Io che ringrazio uno per uno perché vi assicuro che per me è una bella soddisfazione, poi è bello sapere che non parlo da solo come un demente davanti a uno specchio. Bene, allora io direi che preparato il montaggio noi possiamo cominciare a bagnare e a preparare la rasatura. Allora, intanto abbiamo fatto un'abbondante pubblicità al nostro dottor K irlandese, quindi possiamo anche togliere il bollino dalla fronte e andare avanti. Riformista, ne parliamo dopo. Bagniamo. Con cosa ci radiamo però? Mule R89, prodotto easy per gente come me che la barba non se la sa fare, quindi non usa l'R41. Qual è la falce? Lo stavo per comprare usato da un signore che lo vendeva, poi lasci perdere. Eccolo qua, pronti, 3 pezzi. Questo sarà il rasoio che teniamo smontato. Le lame sono le Voxcod e sono le Voxcod Super Stainless, no, Teflon coated. Qua i caratteri in cirillico ci riportano al dramma della Bielorussia, a Navalny che sta morendo o sarà, non so, magari è già anche morto, non ce l'hanno ancora detto. Questo è nello stile dei russi. Intanto bagniamo. E dall'armadio chiuso possono uscire anche i patti segreti sui sommergibili nucleari alla fonda al porto di Sebastopoli, no? Mentre ci radiamo con lame cirilliche. Non esiste più contraddittorio in Russia. Putin ha deciso che c'è lui e basta. Allora apriamo le Voskod, va, e tanto alla fine cerchiamo il lato buono, no? Dell'ex USSR, SSR, e quindi troveremo una bustina doppia come sempre, carta serigrafata, mi contorco, vabbè lo vedete lo stesso, l'avete visto anche prima, una bella velina senza tanti puntini de cola e abbiamo poi la doppia lama, no? Doppia, cioè la doppia lama double edge, doppia serigrafia in cirillico e in carattere occidentale, mentre ho in mano la lama a questo punto faccio che montare il mio Mühle R89. Bel rasoio, ho già provato molte volte, voi sapete che purtroppo le novità non fanno parte del mio format. Io non inseguo acquisti e non li faccio, quindi mi arrado con quello che ho e oggi andiamo avanti e quindi possiamo cominciare a
vedere come in faccia viene applicato il montaggio che è rimasto alcuni secondi in ciotolina in melamina di Dr. K. E un caro saluto. Via. Bene. La situazione si fa calda. In Italia il generale Figliuolo è riuscito a fare 500.000 vaccini un giorno. Porca miseria. Quello con sta mimetica lì è diventata una macchina da guerra. Beh, se non è lui una macchina da guerra, in generale. Era molto molto contento, siamo contenti anche noi. Adesso ha chiesto alle major farmaceutiche di rispettare i patti e le forniture. Mi sembrano anche tanti, 500.000, in effetti l'aveva detto che sarebbe riuscito. Io continuo a vedere un montaggio poco cremoso, no? Quindi forse probabilmente va bagnato molto di più. Quindi o è il saponcino o continua a essere io. Diamo ancora una piccola aggiunta alla ciotolina e ricominciamo, come diceva Pappalardo, cercando di pescare quanto più possibile per dare anche a questo pennello una copertura tale che non sembri lo spelacchio della piazza dell'altare della patria a Roma. Sapete che era l'alberello per cui l'albero di Natale per cui la Laggi fu presa per il culo per alcuni anni. Quindi non deve essere uno spelacchio, deve essere bello pieno, le dita nel ciuffo pompeianamente, come dice il nostro amico Carlo, ci portano a procedere. Saluti a tutti gli amici, come sempre vicini e lontani. Fabrizio, Davide, Fulvio e tutti coloro che oggi ragionevolmente saranno in giro a farsi una passeggiata quantomeno, perché è chiaro che anche il canale riceve più visualizzazioni quando i follower hanno cose migliori da fare. Ieri era tempo di grigliate, attenzione, ecco, io avevo anche una poesia vi volevo leggere ma c'entrava nulla, l'ho persa, insomma non l'ho recuperata, peccato sarà per la prossima volta. E comunque questa Dr. K restituisce freschezza al viso, mi pare che comunque senza pretendere di avere pannosità estreme come i prodotti Tallowati, che sono ottimi, ma hanno probabilmente caratteristiche proprio diverse. Io direi che con questa, nella nostra barberia del Galles, no? E siamo del Galles, oppure non so, Sheffield, il paese delle lame, dove facevano le spade. Siamo in un paese di piccola barberia con un vecchio portale antico, gaelico, e dentro ci sono uomini che si radono, leggono il giornale locale, leggono i giornali The Guardian, non so cosa leggeranno nelle barberie del Galles, non lo so, dipende. Anche lì avranno i loro giornali orientati a seconda degli schieramenti politici. Ciò detto, il nostro barbiere, che sarei io, si è preparato la rasatura, quindi è pronto ad affrontare una rasatura misto, crucco, tedesca, l'asse Berlino-Mosca, che non c'è mai stato perché si sono sempre odiati, quindi un Müller 89 con una lama Boskod russa. Bene, la barba è stata fatta, manco a dirlo, venerdì col classico rasoiazzo di plastica di fretta. Mentre Radio Radicale, finito il podcast della Corte Costituzionale, continua a emettere le sue trasmissioni, molto seguite, e oggi dobbiamo fare anche gli auguri a Marco Pannella. Marco Pannella è nato nel 1930 a Teramo, quindi oggi avrebbe 91 anni. Ciao Marco, insomma, grazie della tua testimonianza liberale e libertaria, alle tue battaglie di civiltà, che ancora i tuoi continuano a portare avanti. Da Marco Cappato, ricorderete la storia di DJ Fabbo, l'associazione Luca Coscioni, tutte queste dimostrazioni antipartitiche che sono le uniche che funzionano, che si occupano di persone, di esseri umani, di individui. E gli individui siamo noi che il 1° maggio abbiamo fatto la grigliata. Qua, tra parentesi, era brutto, ma siamo andati al concertone, abbiamo guardato la televisione, ci siamo muniti di attrezzatura campestre, di bastoncini, perché ci sono questi fanatici che non vanno più in giro se non con i bastoncini. Li vedo anche qui. Li trovassi sul passo del Pordoi, capirei, in mezzo agli stambecchi, uno che sale, ma insomma, ceci, sono sul mare con i bastoncini. Mi sembra una cosa un po' esagerata, quindi andiamo a radere comunque, partiamo, attacco, rapido, forza ragazzi. Don't waste time. Lasciamo che canti la lama. Ottima. Lame di pronto uso, non esitate. Si può anche chiacchierare, mentre vi radete, magari parlate da soli come me. Io anzi non parlo da solo, io parlo a voi.
parlo al mio pubblico, giro, essendo il double edge, uso l'altra parte, godimento, sempre lame nuove, io faccio la campagna delle lamette nuove, buttate via le lame usate. Perché non mi hanno invitato al concertone del 1° maggio? Magari potevamo fare 2 chiacchiere, non so. Vabbè. Ecco, viene ricordato in questo momento, mentre mi rado vi lascio le note. Insomma, noi rimandiamo all'archivio di Radio Radicale per raccogliere un po' alcuni degli spunti che state dando, che stiamo dando nel corso Sciacquo, di questa trasmissione di questa mattina. il pettine. 91 anni dalla nascita di Marco Pannella, la giustizia è giusta, e questo è il tema di questa trasmissione. È qui in studio con noi Giuseppe Rosso di Vita, presidente della Commissione Giustizia. Quindi i dati sul mondo della giustizia, ancora una volta, con questa idea per raccoglierli, confrontarli, no? ci fanno capire di che cosa stiamo parlando. Primo passaggio terminato. Andiamo a silenziare un po' il volume, se no alla fine... E bagniamo. Secondo passaggio. Bene. Andiamo a riprendere in mano. Ecco qua. Interessante uno dei recenti post di Donato Ciniello sul canale Extra su 2 gradi necessari di pasta di crema da stendere nella ciotola per radersi. Molto bene, io penso di usarne, come ho risposto, molte di più. Io esageriamo, dobbiamo usare i prodotti sono fatti per essere usati, non per prendere polvere negli scaffali, se no, quando siamo morti, io l'altro giorno ho partecipato alle esequie di un parente, un mio zio, che tra l'altro ricordo con grande affetto, e quando ho visto il cofano infilarsi nella tomba che aveva comprato 35-40 anni fa, cioè quando aveva 30 anni si era già comprato l'oculo, no, anche di meno, insomma, cioè aveva 90, quindi forse 40 anni fa si era già comprato l'oculo. E quando ho visto questo momento di grande tristezza, perché uno zio, un parente vicino, insomma, finire dentro un buco, ho detto, ma qua cosa facciamo? Magari se avessi fatto di più di quello che ha voluto, e ha fatto un po' quello che ha voluto, per carità, non ha fatto una brutta vita, ma dico, nella vita bisogna prendere veramente le cose più belle, più emozionanti, non lesinare nei limiti del possibile, del consentito e della logica, ma so che questi sono segni della vecchiaia, no? Sono i segni della mia incipiente avanzamento dell'età, no? Quindi questi discorsi vengono fatti normalmente dagli anziani, quelli che vanno al mercato presto e alle 8:30 sono già tornati a casa. Magari hanno comprato anche lo zibibbo dal banco delle arance, quello sulle rotonde fuori dalle tangenziali. No. Zibibbo siciliano. Bene, allora prima di raderci però, a questo punto, perché abbiamo preso il riformista? Perché qua ragazzi, e questa è la prima pagina di ieri, questo è Pier Camillo Davigo, ve lo ricordate? Grande... Guarda, rampognoso e rancoroso magistrato del pool di Mani Pulite, di cui faceva parte Antonio Di Dietro. Bene, loggia segreta al posto del CSM, fantastico. Qua è Piero Sansonetti, il direttore, questo ripeto è il riformista di ieri. Davigo sapeva, Salvi furioso. Probabilmente negli ultimi anni la magistratura italiana è stata governata da una loggia segreta e si chiamava Loggia Ungheria. E da quello che si capisce aveva preso il posto del CSM, all'insaputa di una parte del CSM, e neppure noi del riformista, sempre molto critici e sospettosi nei confronti delle toghe, in particolare dei PM, saremmo mai arrivati a immaginare una cosa del genere. Paolo Storari, noto e bravo magistrato milanese, io non è che ho la simpatia per i magistrati, ma questo pare fosse veramente in gamba, che ha ricevuto l'informazione dell'interrogatorio dell'avvocato Piero Amara, quello che si era mescolato per corruzione dentro l'ENI rischiando 4 anni di carcere, un faccendiere, un'altra canaglia. Insomma, questo Storari, magistrato, ha interrogato Amara, Palamara, siamo sempre lì con le assonanze. Si vede che in magistratura, se ti chiami così, Palombara anche, se vi chiamate Palombara fate il concorso in magistratura, chi mi ascolta. Bene, Storari ha tentato di indagare, ma dice di essere stato fermato. Ah però, allora ha chiesto aiuto a un suo amico, Pier Camillo Davigo.
che all'epoca, siamo nel marzo del 2020, era consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura. E Davigo cosa avrebbe dovuto fare a quel punto e cosa ha fatto, scrive Sansonetti? Avrebbe dovuto denunciare e informare il CSM e non lo ha fatto. Poi Davigo, costretto a lasciare il CSM suo malgrado e per questo furioso, molla il plico avuto da Storari e il plico arriva a 2 giornali, La Repubblica e Il Fatto. Non si sa se abbia preso personalmente l'iniziativa o se l'iniziativa sia della sua segretaria. Mettiamo da parte il riformista. Andate a indagare comunque all'interno anche di alcuni movimenti che hanno favorito la consulenza di Giuseppe Conte prima che diventasse capo del governo, quando ebbe una consulenza dall'Acqua Marcia, società leader nel campo immobiliare per 400.000 euro l'anno. È stato favorito da questo ambiente marcio di magistratura, amara, calamara, tutto un mondo in cui di toghe di illegittimo non è rimasto neanche la toga, come giustamente ha detto Sansonetti. Andiamo a radere, andiamo in contropelo cercando di onorare dei tempi brevi. Mia moglie mi ha detto, lei non guarda i video, è iscritta per pietà, ho messo il campanellino così un iscritto in più, mi ha detto che l'altro giorno ha provato a guardare l'ultimo mio video, quello del giorno della liberazione, e non è riuscito ad andare avanti più di 4-5 minuti perché dice che non si capisce dove voglio andare. Non si capisce. Dove voglio andare? Ditemelo voi. Non mandatemi però ditemi. Contropelo. Barbanera come l'oroscopo, voi sapete l'oroscopo di Barbanera, i più giovani forse non sanno chi è come il pescatore di Chiaravalle, con la pubblicazione azzurrina che si trovava in edicola con l'oroscopo, un sacco di facezie, concorrente del calendario di Frate Indovino. Chi ha 55 anni come me o quasi, io ho 54, non se lo ricorda. Ci ho detto il contropelo sta andando alla grande, quindi... Proviamo a dare magari ancora una passata nel mento, come sapete, oltre che tendere ad asciugare, come vedete la mia dottor K che ha preso un po' di aria con la finestra aperta, ha subito anche ovviamente un'asciugatura, quindi nel mento dove voi sapete io sono più debole, o se non lo sapete ve lo dico, per quanto ve ne possa fregare che io sono debole nel mento, come disse Bepi Dondon, assessore liberale, una volta in un convegno, no? In cui negli anni 90 il filosofo Gianni Vattimo, teorico del pensiero debole, aveva parlato male del laicismo e dei liberali. Bepi Dondona, che era un sanguigno provocatore a pagamento in gioventù dei monarchici nei convegni della sinistra, intervenì in questo congresso liberale degli anni 90 e dice Gianni Vattimo che ha il pensiero debole e in compenso ha il culo forte, perché Gianni Vattimo era il leader di un movimento, era gay. Il pensiero debole, in compenso, vabbè. E ci colleghiamo, quando avremo finito, proprio a questo argomento. La legge Zan che sta creando Zan Zan, Maracaibo, Zan Zan, sarà lui. Mare Forza 9. E perché la legge del Zan sta creando malumori? Perché il secondo passaggio è finito? Perché? Perché 2 non fa 3. La prima di insaponarci, se no poi perdiamo il filo e poi mi si dice che i parenti, i consanguinei mi dicono che non so dove voglio andare. 1° maggio, eccolo qua, Fedez, l'uscita, l'avete visto al concertone di ieri, no? Uno scenario quasi desolato con distanziamento, peraltro molto meglio che raduni sindacali dove c'erano troppe persone. Dice Fedez, la RAI voleva censurarmi, avrete sentito la polemica, e dà dei suggerimenti, perché Draghi dice capisco che il calcio è il fondamento del paese, ma anche qualche parola per lo spettacolo non ci sarebbe stata male. Insomma, quando questo è Renato Franco sul Corriere della Sera di ieri, dove dice dai vertici di Rai 3, questo è Fedez, mi hanno chiesto di omettere i partiti e i nomi e di edulcorare il contenuto. Questo è il controllo del potere politico Rai, società, azienda di Stato pagata
col nostro contributo prelevato direttamente alla fonte sulle nostre bollette energetiche. Se vi ricordate, una volta il canone si pagava a parte, poi visto che non lo pagava quasi più nessuno per indegnità di servizio, l'hanno messo nella voce come la famosa addizionale di Craxi nelle bollette della luce, quindi non è cambiato niente, va bene. Ho dovuto lottare un pochino, dice Fedez, ma alla fine mi hanno dato il permesso di esprimermi liberamente, quindi nessuna censura. Fedez si era già speso più volte a favore del disegno di legge Zan sull'omotransfobia, che vuole introdurre, e qua sono tra virgolette, misure di prevenzione e contrasto alla discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. I senatori e deputati della Lega in vigilanza RAI avevano già messo le mani avanti. Se Fedez userà a fini personali il concerto del 1° maggio per fare politica, calpestando il senso della festa dei lavoratori, la RAI dovrà impugnare il contratto e lasciare che i sindacati si sobbarchino l'intero costo dell'evento. Salvini disse: il concertone costa circa 500.000 euro agli italiani. Quindi i comizi de sinistra, alla romana, sarebbero fuori luogo. Pronta la replica di Fedez: io vado al concertone a gratis e pago i miei musicisti che non lavorano da un anno e sul palco vorrei esprimerli da uomo libero. Ha risposto bene. Però in serata la polemica è diventata rovente e la RAI comunque ha smentito le censure preventive, le pressioni. E allora ecco le inopportune parole di Fedez, che avrebbero dovuto che hanno creato questo malumore. Per i lavoratori dello spettacolo questa non è più una festa. Caro Mario Draghi, NDR, io capisco perfettamente che il calcio è il vero fondamento di questo paese, però non dimentichiamo che il numero dei lavoratori del calcio e il numero dei lavoratori dello spettacolo si equivalgono. Quindi, caro Mario, come si è esposto nel merito della Superlega con grande tempestività, sarebbe altrettanto gradito il suo intervento per il mondo dello spettacolo. E qua viene fuori il sonnecchiante Ostellari. Chi è Ostellari? È un leghista presidente della Commissione Giustizia della Camera, che interviene e dice: il DDL Zan può essere tranquillamente bloccato dalla voglia di protagonismo di un singolo? D'altronde Ostellari, scrive il giornalista, fa parte di uno schieramento politico che negli anni si è distinto per la sua grande lotta all'uguaglianza, e vorrei decantarvi un po' dei loro aforismi. Ecco gli aforismi medievali citati da Fedez. Questo ha creato un grosso malumore. Made in Lega, Bondolega. Se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno. Giovanni De Paoli, consigliere regionale Lega Liguria. I gay che iniziano a comportarsi come tutte le persone normali. Qui Alessandro Rinaldi, consigliere per la Lega Reggio Emilia. Poi gay vittime di aberrazioni della natura. Luca Lepore e Massimiliano Bastoni, consiglieri comunali, e poi i gay sono una sciagura per la riproduzione e la conservazione della specie. Questo è Alberto Zelger, consigliere comunale della Lega Nord a Verona. Mi vengono in mente Abel e Furlan, non so perché, vabbè, sapete benissimo di chi parlo. Il matrimonio gay porta all'estinzione della razza, e a parlare Stella Corosceva, candidata leghista. Fanno iniezioni ai bambini per farli diventare gay. Quindi, secondo Ostellari, probabilmente il diritto al vitalizio di Formigoni, il Celeste, ve lo ricorderete, è più importante della tutela dei diritti di tutti e di persone che vengono quotidianamente discriminate fino alla violenza. E il presidente dell'associazione Provita, l'ultracattolico e anti-abortista Jacopo Coghe, amicone del leghista Pillon, in questi mesi è stato la prima voce a sollevarsi contro il DDL Zan. L'antiabortista però non si è accorto che il Vaticano ha investito più di 20 milioni di euro in un'azienda farmaceutica che produce pillole del giorno dopo. Quindi, cari abortisti e caro Pillon, dice Renato Franco sul Corriere, purtroppo avete perso troppo tempo a cercare il nemico fuori e non vi siete accorti che il nemico ce l'avevate in casa. Bagniamo e abbassiamo il fuoco della polemica. Radersi la domenica mattina ha anche questa funzione di essere, come si può dire, un calmante, insomma un qualcosa che riporti
mentre qua è un pochino asciutto il nostro pennello. Nel frattempo cerchiamo di dare una bagnata alla punta delle setole, cercando, rubandovi ancora qualche istante, di rivivificare la nostra ciotolina, anzi il sapone ivi contenuto, per quantomeno riportare a una schiumosità minima per il terzo passaggio, perché già ne sono passati 2. Bene. Panorama poche cose oggi, c'è il secondo numero dove Maurizio Belpietro mi costringe a letture minimali. Adesso andremo anche a vedere cosa ci propone il nostro periodico settimanale, regolarmente giunto nella mia cassetta della posta, dove vivo, e quindi prepariamo una meravigliosa stesa di questo Dr. K dal profumo ambulatoriale, e anche il manego del mio mule. Questa istoriatura, bellissima secondo me, se la vedete da vicino la potete apprezzare. Mi ricorda un po' quegli studi medici che si vedono in film dell'epoca della guerra, no? Non so, a Groningen, a Tubinga, no, Groningen in Olanda, scusate, bestialità geografica, non so, a Lubecca, no? Questi medici un po' nazisti, in questi ambulatori scarni con le sedie di materiale plastico verde e le gambe di ferro con delle siringhe di vetro, usavano le siringhe 30 volte, non so come le disinfettassero. Va bene, non andiamo troppo a divagare. Allora, cosa abbiamo detto? Beh, intanto vi do una simpatica dimostrazione che il mondo esiste ancora. Io ho reperito, questo è un posacenere, guardatene la forma, in melamina, è un prodotto degli anni 70, vi ricordate i posaceneri pubblicitari? No? Ecco, il Telegrafo, un giornale nato a Livorno negli anni primi del secolo scorso, forse c'è anche scritto, costa 50 lire una copia, questa è la pagina del 5 dicembre del 1963, e hanno deciso di farla a posacenere, Paolo VI si recherà in Palestina in aereo. Questo è favoloso, perché è bellissimo, il Papa, immaginate una volta come andava in giro il Papa, non so, forse andava con altri mezzi, ma nel 63 gli aerei c'erano già, se non mi ricordo male. E vi do allora, mentre sono qui parlando di rinunce ai quotidiani, oggi non in edicola, eccolo qua, Un ministro senza speranza, fin troppo facile, le dita puntate di questo ministro che nessuno ama, che nessuno... Sembra Forrest Gump, obiettivamente. E vogliamo raderci prima di asciugarci, poi passiamo al resto? Direi proprio di sì. Allora, andiamo a fare il terzo passaggio. Purtroppo il panorama, come vuole il mercato dell'informazione, è colmo di notizie sul Covid, sulle campagne vaccinali, su come vivono altri paesi, a cominciare dalla sventurata India, a cui va la nostra solidarietà, nel paradosso che è un paese grandissimo esportatore di vaccini, che ha una situazione di contagio drammatica. Adesso pare che i russi vogliano aiutarli e mandargli un aiuto concreto di fiale. Le scene che arrivano dagli ospedali di Bombay o delle città dell'India sono allucinanti, avete visto? Gente che muore soffocata, manca l'ossigeno, ma non possiamo neanche immaginare. È un momento di grandissima difficoltà, il mondo sta andando in una bruttissima direzione. E nel terzo passaggio l'abbiamo concluso, anche se io continuo a sentire, come sentirete anche voi, delle presenze aliene in zona Baffi. Il pelo diventa molto duro e risciutto negli angoli, forse perché non ci si rade con particolare precisione, magari quando si ha fretta, non certo la domenica, perché domenica che barba, si fa tutto con un altro entusiasmo. In ogni caso, io direi che il terzo passaggio sembra concluso e possiamo ragionevolmente pensare di cominciare a sciacquare con l'acqua fredda
molto bene, ricordatevi di rimuovere sempre con abbondante acqua le cellule morte che rimangono dopo la rasatura, anche perché lasciamo che l'aria asciughi naturalmente il viso, e andiamo a bomba a leggere il panorama. Eccolo qua, abbiamo trovato soltanto un articoletto interno, che eccolo qua, Pechino, sono sempre loro, stanno parlando sempre della solita minata, sorvegliati con l'occhio di Pechino, qua è Palazzo Chigi con un mirino di una fotocamera, di una telecamera. Infatti a Palazzo Chigi sono entrati in funzione 19 modelli sofisticati che registrano e analizzano gli accessi, teoricamente anche a disposizione della Società della Repubblica Popolare che li ha forniti, quindi telecamere dentro i palati delle istituzioni che ragionevolmente sono controllati da chi li ha montati e chi li ha venduti. Già nel 2017, qua è Maurizio Tortorella, la sola Hikvision, il cui azionista di riferimento è il governo cinese, secondo il Times controllava almeno il 14% del mercato britannico della videosorveglianza, con 1,2 milioni di telecamere. Gli americani li vietano. Noi italiani invece alla Cina garantiamo in totale serenità addirittura l'accesso alla nostra Presidenza del Consiglio. Nell'estate del 2020, quando ancora governavano Movimento 5 Stelle e PD, Giuseppe Conte ha fatto acquistare a Palazzo Chigi un buon numero di terminali ipertecnologici per il controllo degli accessi. Nome in sigla, se volete indagare, fermo immagine, ve lo lascio lì per un momentino, ma ve lo leggo, AS 17223X-A-TI. Dallo scorso 30 settembre 19 telecamere con rilevamento termografico prodotte dalla Dahua Technology, un'altra delle società cinesi che la FCC americana ha da poco iscritto nella sua lista nera, campeggiano sui tornelli all'ingresso dell'edificio e vivisezionano il volto di chiunque entri. L'identità di chiunque entri nel palazzo del nostro governo viene immagazzinata in un potente archivio informatico teoricamente a disposizione di una società cinese di cui gli americani ritengono rappresenti una minaccia. Ma non è un caso isolato. Qualcuno ha anche provato, il leghista Simone Bossi lo scorso 9 aprile ha chiesto conto a Draghi e non ha avuto risposta. E non essendo un caso isolato perché oltre 1000 telecamere della Hikvision da 2 anni sono penetrate nel cuore dei nostri tribunali, precisamente nelle 140 procure della Repubblica. Ed è accaduto grazie a un appalto del 2017, quindi sempre Conte, quando la riforma varata dal ministro piddino della giustizia Andrea Orlando, che ieri al Quirinale a parlare di lavoro, quando ha mai fatto niente da quando ha finito il liceo, alla Spezia, l'avete visto? Insomma, stabilì che i nuovi centri per le intercettazioni telefoniche, perché ha fatto il ministro della giustizia prima, adesso di fare quello del lavoro, Andrea Orlando, nevralgiche strutture poste a protezione delle registrazioni giudiziarie fossero dotate di impianti di controllo e di videosorveglianza. L'unica a porsi interrogativi, qua si parla di chi ci ha provato a bloccare questo scempio di attitudine al controllo, no? Delle nostre attività, anche riservate se vogliamo, anzi decisamente riservate, è stata una parlamentare dei 5 Stelle, quando ancora era all'opposizione, e la deputata si chiama Arianna Spessotto e ha chiesto alla Presidenza del Consiglio, retta da Paolo Gentiloni, se le telecamere della Hikvision, società nata da una costola delle attività commerciali dell'estero cinese, potessero rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica nazionale. Nessuna risposta. E allora, visto che andiamo avanti, il panorama offre poco, per noi maschietti amanti della rasatura, nonché dell'altra parte del mondo, no? Quindi Rocco Siffredi, hanno molestato anche me, ma ho detto no. Questa è un'intervista della nostra amica Terry Marocco, sempre molto simpatica, che illustra la nuova vita di Rocco. Guardate da vicino, qua, ecco qua, con 2 sue scoperte, di cui una delle 2 non so quale, si chiama Martina Smeraldi, pare che sia una col diavolo dentro. Ora indagate, andate a vedere quale delle 2. E l'intervista è molto più profonda rispetto a una pruderie maschilista così proprio becera. Creatore della prima università del porno, presto la sua vita, quella di Rocco, sarà una serie TV seria, dice Terry. Mentre è in uscita il suo libro Sex Lessons, un manuale di educazione sessuale per tutti, di cui se volete fare un regalo, ecco, ispirarvi, vi do la copertina, lo vedete qua, Sex Lesson, by Rocco Siffredi.
torniamo indietro. Poi si cerca di indagare sul passato, sulle previsioni, su quello che vorrebbe fare Rocco, perché Rocco è un personaggio della società che va rispettato. Chi non lo conosce, chi non vorrebbe essere come lui, diciamolo chiaramente, vabbè. Un manuale di educazione sessuale. Perché, chiede Terry, non è ancora nato un nuovo Rocco? Il pornoattore è un mestiere che non attira più? E lui risponde, al contrario, ricevo migliaia di proposte da tantissimi giovani, ma dopo 7 anni di Academy, che è la sua società che seleziona i master di questo tipo di attività, non ho visto uscire nessun talento. E come mai? Chiede Marocco. È un mestiere complicato, ci vuole una mentalità che non esiste più. Gli anni '80 sono stati migliori, quelli della vera trasgressione, della voglia di libertà. Adesso di libertà ce n'è anche troppa e ha offuscato la passione, e non solo nel porno, ma in ogni campo. I giovani sono più freddi, sempre con il telefonino in mano. Noi all'epoca non avevamo il telefonino in mano, tenevamo altro. Miei ragazzi, pugnette gassosa, cosa volete fare? Come è cambiato il suo mondo con il virus? Durante il lockdown, con la piattaforma OnlyFans, gli attori si sono finanziati postando i loro video. E ora quando li chiami dicono, e perché mai dovrei tornare 10 ore sul set quando guadagno con un filmatino stando a casa? Non ha neanche più la voglia di ciulare la gente, ma vi rendete conto? Non so, chiamasse uno di voi a casa, devo andare a fare un filmino, ma non so quanti direbbero, no, non posso, devo andare a trovare mia zia, devo portare mio cugino a fare la spesa, devo dare il bianco in cucina, non so, vabbè. E lei ha fatto molta fatica per arrivare in cima, certamente, lui dice assolutamente sì. Quando giravo con il regista Marc Dorcel i film duravano anche 36 ore, quindi immaginate, delle maratone. Ma prima dei red carpet ci sono state anche le case popolari a Ortona, in provincia di Chieti, chi non lo sapesse è nato in Abruzzo, il nostro Rocco nazionale. Dice, eravamo 5 figli, un'infanzia poverissima, mio fratello maggiore morì a 12 anni, mamma non si riprese mai, 30 anni di lutto. Lui aveva attacchi epilettici, ma tutto ebbe inizio quando lo colpirono con una spranga di ferro. Che tristezza, tremendo. Si è mai sentito solo? Chiede il giornalista. Tantissime volte. Già sembra un po' strano. Finché non ho conosciuto mia moglie, giravo il mondo, stavo con donne bellissime, guadagnavo, ma poi tornavo a casa ed ero solo. È molto triste. Rosa Tassi è il suo grande amore, che questa, la vedete, io ve la faccio vedere, vi sapete Rocco con la moglie, guardate che bella donna, sicuramente ungherese, no? Lui vive a Budapest da molti anni, lo sapete. Eppure nel libro racconta di averla tradita. Perché? Ero sul set a Praga, racconta Rocco Siffredi. L'avevo telefonato per darle la buonanotte e stavo andando via con la troupe. La truccatrice era provocante. Gli altri mi incitavano. Cosa fai, Rocco? Ti tiri indietro? Eravamo in ascensore, mi stavo chinando su di lei per baciarla quando inavvertitamente è partita una chiamata dal cellulare. E Rosa ha sentito tutto. Mi ha chiamato subito sull'altro numero e ha detto glaciale, è così che vai a dormire? Questo era nell'ascensore, la fame e la sete. E poi cosa successe? Per un mese fu fredda, dice Rocco, distaccata, così decise di confessarle che da 1 anno e mezzo l'avevo tradita con 1 migliaio di prostitute. 1 migliaio. Da quando non giravo più avevo una pesante dipendenza dal sesso. Cioè questo per anni ha fatto un'attività sessuale da non riuscire a starci dentro, 7 film che duravano 36 ore e quando ha smesso aveva una pesante dipendenza. Mi disse la moglie, hai bisogno di aiuto, lei mi ha aiutato a rialzarmi, che detto da Rocco è tutto. Più uomini o donne le scrivono? Questo è interessante. E lui risponde, ogni 100 mail una era di una donna. Quindi vuol dire che gli altri erano uomini. E cosa gli chiedevano? I maschi in crisi. Il 99% ossessionato dalle misure. Tutti vogliono sapere se è possibile aumentare l'apparato genitale. E poi si parla della molestia, che dà il titolo all'articolo. È successo che un amico, un certo Franco Caracciolo, mitico gay capitolino, mi chiese se volevo fare della TV.
mi portò da un produttore che faceva la drag queen in un locale notturno romano e che mi disse: Rocco, puoi calarti i pantaloni? E gli avrei detto: Rocco, puoi calarti i pantaloni? Come gli avrei detto? Non lo so. Io replicai che eravamo lì per parlare di lavoro. Rispose che voleva farmi sesso orale e se non accettavo non avrei mai fatto nulla in TV. Dissi che non era quella la mia ambizione e me ne andai. Grande Rocco, hai mandato a farsi fottere chi voleva inquinarti. Tu sei nato per il sesso mitico degli anni 80, 90, tu sei l'uomo che tutte le donne vorrebbero avere insieme. E andiamo allora a fare, visto che parliamo di te, che cosa possiamo fare qua se non Raso Rock? E beh, The Stallion, parlando del grande mitico Rocco Siffredi, il colore ambrato claustrale di incenso, sa di chiesa, sa in me, proprio di funerali di giacinti e di parrocchie di campagna, ma è favoloso. Raso Rock è una società che già solo per il fatto che abbia la Mola Antonelliana di Torino come simbolo, perché sono a Torino, va provato per gli amanti della cultura sabauda del Piemonte, quindi shakeriamo, così diamo una passata, come sempre la caraibica, salutando gli amici di Porto Alegre, o se volete di Copacabana, e andiamo a schiaffeggiare, mentre il cavallo imbizzarrito, ricordando e dando a Rocco il miglior augurio di procedere nella sua campagna di stimolo ad amare l'amore e il sesso, andiamo a mescolare proprio con questi profumi incensati da chiesa, che devo dire ha un rapporto anche piuttosto pervertito col sesso, ma lasciatemi passare questa battuta da via col vento in Vaticano, e noi andiamo avanti, passando dalla faccezia, andiamo a ricordare le vittime cadute in Alta Galilea 2 giorni fa durante la festa di ebrei ultra ortodossi sul monte Meron in Israele. Voi sapete, questo raduno dove si ritrovavano più di 400.000 persone, l'anno scorso sospeso, quest'anno tenutosi, dove durante il raduno di Lag BaOmer, si chiama, è crollata una tribuna, sono morti più di 40 persone, quindi con questo cappello originale degli ebrei cassidici dell'Europa orientale, questo berretto cappello in feltro di coniglio, io se volete ve ne espongo anche le caratteristiche tecniche, sono fabbricati nella Repubblica Ceca, eccolo qua, e si chiama Selentino, il produttore di questo copricapo. Mi appresto a leggere un articolo che lascia una speranza dopo tutte queste brutte notizie. Questo, pago i miei lavoratori per leggere la cultura, per leggere, perché la cultura li rende migliori. Questa è della Stampa di ieri. Questo è un imprenditore di Mapello, in provincia di Bergamo, che non ha mai letto tanto, ha scoperto che la lettura è tutto per le performance, sono pieno di schiuma, dei suoi dipendenti. È un reportage, Danilo Dadda si chiama, amministratore delegato della Vanoncini di Mapello, per l'appunto in provincia di Bergamo. Il book club di un'azienda della Bergamasca, in orario di lavoro a turno un dipendente parla agli altri di un libro a sua scelta. 100 euro per leggere e raccontare ai colleghi un libro, 200 per il secondo, terzo per il terzo e così via, e se il testo è in inglese il compenso raddoppia. Una sorta, dice il giornalista Alberto Mattioli che l'ha intervistato, una sorta di Adriano Livetti in salsa aerobica, uno che ti spiega convintissimo che chi lavora con te deve diventare migliore di quando ha cominciato. Bellissimo l'insegnamento di Adriano Livetti. Quindi, detto fatto, è in orario di lavoro, a turno, un dipendente parla agli altri di un libro a sua scelta e il mese dopo riceve il compenso in busta paga. Ma vi rendete conto di cosa vuol dire? Nella Bergamasca, in quelle zone dove insomma è che l'apertura mentale degli imprenditori sia sempre stata così illuminata. La biblioteca è eclettica, nel programma delle presentazioni, molti manuali di marketing certamente, ma anche romanzi, saggi, biografie, compresa ovviamente quella di Steve Jobs, manco a dirlo, grande capo della Apple, scomparso, come sapete, almeno
7-8 anni fa, e perfino poesie. La scommessa di Dadda è di rendere contagiosa la lettura. Quindi questo è uno stimolo enorme, e io però sono giunto anche alla fine della mia rasatura, e mentre le note, gli effluvi incensati si spandono in questo bagno, io ho trovato un cucchiaio molto grande, ho trovato in cucina questa cosa qui, ma guarda il cucchiaio, insomma, vi faccio vedere, voi se non capite le dimensioni, vi faccio vedere il Muller R89, cosa se ne farà mia moglie di un cuscino così in cucina? Cosa dovrei preparare? Forse il cucchiaio per mangiare il minestrone, per la minestra si usa un cucchiaio normale, perché questo è il cucchiaione del minestrone. Signori, io vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro una buona domenica a tutti, da Andrea e da Domenica, che barba, ciao!